Buongiorno a tutti, sono Temosse Giorgio, questo è il mio canale Ligurian Fishing Adventure. Quest'oggi è un video un po' particolare dove voglio parlarvi della pesca della spigola d'estate. Ho iniziato a pescare le spigole non da tantissimo tempo, sono qualche anno che mi sto dedicando alla ricerca della regina della costa. È una pesca che ti travolge, io non avevo mai preso una spigola col vivo, non sapevo neanche praticamente come tenere il vivo, cosa dovevo fare. Ho fatto un percorso molto lungo, chi segue il canale sa da dove sono partito e ho avuto anche notevoli risultati, non cose eccessive, però per chi magari come me ha iniziato da qualche anno sono veramente molto contento di dove sono arrivato. Ho avuto modo di parlare con molti di voi, conoscere persone e pescatori meravigliosi che mi hanno aiutato e ho imparato tanto, ho condiviso tanto e ho imparato tanto. Detto questo, c'è un piccolo dettaglio della pesca alla spigola che mi è sempre stato un po' oscuro, perché per me la pesca della spigola parte da settembre e finisce più o meno all'inizio di maggio, quando diciamo, l'estate finisce, le giornate si accorciano, ci sono le mareggiate, schiuma, tutte delle condizioni ideali per la pesca di questo meraviglioso predatore. Quindi io ho sempre collegato la spigola a queste condizioni molto molto difficili, autunnali invernali. Ma che cosa succede invece se vogliamo cercare la spigola d'estate? Io non ci ho mai assolutamente creduto, ma perché avendo iniziato a pescare la spigola da pochi anni non ho avuto neanche modo di confrontarmi praticando altre pesche d'estate. Quest'estate ho voluto provarci, ho voluto vedere che cosa succedeva, perché d'inverno ci sono tanti dettagli tecnici, i fili sono più spessi e c'è più corrente, quindi abbiamo bisogno di attrezzature anche un po' più sofisticate e un po' più robuste. D'estate invece le condizioni sono estive, c'è acqua trasparente, non c'è mai una mareggiata, non piove praticamente mai, eppure vediamo quelle maledette spigole passarci davanti quando andiamo a fare il bagno. E diciamo, ma cavolo, ma come faccio adesso a prendere questa maledetta? E quest'estate ci ho provato ovviamente magari cercando una condizione un po' particolare. Adesso mi sono fatto un elenco delle difficoltà che possiamo trovare nel cercare appunto la spigola d'estate. E adesso ve li leggerò e, e vedremo una carrellata di difficoltà che ho trovato. Poi nei commenti, se volete, potete aggiungere qualcosa o le vostre idee sulle difficoltà estive della ricerca della spigola. Dopodiché vedremo un attimo di risoluzioni, di cosa possiamo fare, dei dettagli tecnici che io ho trovato molto utili per deviare queste difficoltà e poi vi porterò con me in una battuta estiva alla ricerca della spigola. Ma iniziamo con le difficoltà che possiamo trovare in estate per cercare la spigola. Sicuramente le giornate sono più lunghe, cioè abbiamo più luce a disposizione e quindi meno ore di buio. Il buio che è, diciamo, l'ora migliore, se si può dire, per cercare la spigola, i cambi di luce e poi il buio, dove questo predatore si avvicina più facilmente alle zone di caccia costiere, meno disturbato ed è più facilitato con il buio a cacciare. La seconda difficoltà che mi sono annotato è la presenza di tanto cibo in estate per la spigola. In inverno l'acqua diventa freddissima, ci sono pochissimi avannotti perché non è neanche stagione di avannotti e quindi la spigola trova veramente poco cibo a disposizione, qualsiasi cosa gli mettiamo davanti l'aggredisce. In estate il mare è pieno zeppo di avannotti, di nuovi nati, chiamiamoli così, quindi la nostra spigola trova tantissimo cibo a disposizione sempre, sia di giorno che di notte. La terza difficoltà che ho notato è la poca presenza di perturbazioni di mareggiate durante l'estate. Classicissima estate dove non piove mai, non c'è mai una mareggiata, sempre mare calmo, olio,
bollente, si vedono passare qualsiasi tipo di pesce e l'acqua è praticamente come una piscina. Per di più, i temporali estivi sono generalmente causati da scontri di aria di temperature diverse che creano principalmente temporali di fulmini, cosa per noi assolutamente proibitiva perché le nostre canne sono in carbonio e rischiamo anche di lasciarci le penne i pochi temporali che ci vengono incontro. Detto questo, c'è anche un piccolo dettaglio da non sottovalutare: i temporali estivi generalmente non sono come quelli autunnali dove piove per giorni, 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 giorni. Sono temporali flash dove praticamente se piove mezza giornata è un miracolo, temporali di fulmini assolutamente proibitivi e dopo che ha smesso di piovere l'acqua è praticamente come prima, non è cambiato assolutamente niente, quindi temporali sempre, anzi perturbazioni più brevi e mareggiate assolutamente inesistenti. Picchi di marea in momenti di luce. In estate, nelle giornate lunghissime di sole, 3 picchi su 4 sono generalmente in momenti di luce e questo viene a nostro svantaggio quando cerchiamo la spigola, che come abbiamo detto in precedenza è un predatore che si avvicina con più facilità nelle ore notturne. Abbiamo visto nei video precedenti com'è veramente incredibile l'importanza dei picchi di alta e di bassa marea. Sono momenti molto particolari di cambio di direzione di marea dove questi predatori si attivano particolarmente. Purtroppo d'estate, nelle lunghe giornate di sole, 3 picchi su 4 generalmente sono ormai alla luce e ormai anche noi siamo ben visibili da questo predatore. Ultimo, ma non ultimo, dettaglio delle difficoltà che possiamo trovare d'estate e sono le attività umane, ristoranti, bar, discoteca, c'è di tutto e di più, chi vuole fare il bagno d'estate, di sera, mangiarsi una pizza in spiaggia, fare rumore, andare in spiaggia a gridare perché in casa non può e verrebbe denunciato e noi siamo lì alla ricerca delle nostre spigole e vogliamo stare in silenzio, ma non possiamo e non siamo assolutamente silenziosi perché le attività attorno umane sono terrificanti d'estate e questo chiude il cerchio per quanto mi riguarda delle difficoltà. Se voi volete aggiungere qualcosa scrivetelo pure nei commenti. E quindi vi chiederete che cosa fare. Sicuramente ridimensionare al massimo la nostra attrezzatura. D'inverno dobbiamo affrontare mareggiate, situazioni molto molto estreme che d'estate abbiamo visto che non troviamo, quindi riduciamo al minimo i diametri dei nostri terminali, assolutamente fluorocarbon, riduciamo al minimo tutta l'attrezzatura, cambiamo spessissimo le nostre esche, calcoliamo alla perfezione tutti i dettagli della nostra pescata e mi raccomando, crediamoci sempre. E quindi ci chiediamo anche, ma abbiamo fatto male a fare tutti quei calcoli sulle maree, sulle altezze dell'onda, sulla pressione? Assolutamente no, perché la pratica porta alla perfezione e tutti questi dettagli, tutto il nostro bagaglio ci porterà sicuramente ad avere degli ottimi risultati. Detto questo, io vi lascio alla battuta di pesca. Se avete anche voi qualcosa da aggiungere ai miei elenchi, alle cose che ho detto, scrivete pure nei commenti. Io vi ricordo che sono tutte cose derivanti dalla mia esperienza, non sono legge assoluta e non è un canale di professionisti, perché io non sono assolutamente un professionista, sono un amatore della pesca e un amatore principiante come voi. Io adesso vi lascio una battuta che ho fatto quest'estate con il mio amico Daniele nella bellissima spiaggia di Moneglia. In piena estate, un caldo della miseria, forse ho beccato l'unica mareggiata che c'era in tutta l'estate e me la sono goduta insieme al mio amico Daniele e abbiamo fatto veramente una bella cattura. Ah, e volete sapere perché abbiamo fatto una bella cattura? Perché ci abbiamo creduto.
Allora, eccoci qua. Bellissima Moneglia, penso nella situazione peggiore che potevamo trovare, vento di traverso, ma essendo a metà giugno bisogna assolutamente approfittare di queste situazioni se si vogliono cercare i predatori. Predatori che girano anche in mezzo ai bagnati, ma sono iper super diffidenti, quindi li andiamo a cercare in una situazione come questa, dove l'acqua è torbida, c'è mare, una situazione leggermente più difficile a livello ambientale, ma può darsi che questa situazione aiuti un attimino a essere meno diffidenti i nostri predatori, almeno così speriamo. Sono da poco passate le 8:30, picco di bassa alle 7:30, quindi è tutto in salita per quanto riguarda la marea. Questo vento è veramente fastidioso perché entra nel canalone centrale e lo attraversa tutto. Ho messo le canne abbastanza basse, 2 canne cefaletti. Questa sera con me è il mio carissimo amico Daniele che mi accompagna e ci proviamo, una situazione diversa. D'estate cercare i predatori è veramente complesso, soprattutto quando si parla di spigole dalla spiaggia, ma ci si prova lo stesso. Allora, eccoci qua, 11:30, abbiamo passato il momento di vento fortissimo, una scaduta da 11, non 10, una bellissima scaduta in corso. Tra l'altro il mare sta salendo perché ci sarà un nuovo picco di alta, questa volta all'1, 1:30, e ci proviamo. 11:30, ultimi 2 lanci, i cefali stanno bene, leggermente più piccolini sulle estremità dell'uscita d'acqua, il mare continua a battere, quindi va comunque benissimo, e vediamo un po' come va, amici. Attenzione, 00:30, era l'ora di andarsene, ma questa reginetta è venuta a farci visita per chiudere questa battuta alla spigola d'estate. Il cefalo è ancora vivo e anche questa volta Moneglia incredibile. Eccoci qua, con il rumore dell'ossigenatore di sottofondo finisce anche questa avventura dedicata alla ricerca della spigola d'estate. Abbiamo visto un po' cosa cambiare, che cosa fare per cercare di trovare questo predatore che d'inverno è molto più semplice perché ha molta più fame e trova molto meno nutrimento, mentre d'estate invece ha molto più pesciolini con cui nutrirsi, e di conseguenza troviamo anche delle difficoltà notevoli di diverso genere che non sono solamente quelle alimentari. Questa sera una battuta molto bella, la condizione era veramente meravigliosa, veramente incredibile. Non sono amante della pesca d'estate perché comunque l'acqua trasparente e tutte queste condizioni qua sono condizioni non da spigole, ma stasera abbiamo trovato una finestra, come si dice in gergo, l'abbiamo presa, ci abbiamo creduto, abbiamo fatto le cose giuste e facendo le cose giuste è uscito fuori la nostra amica spigola. Io vi ringrazio, continuate a seguire il canale Ligurian Fishing Adventure, continuate a iscrivervi, mi raccomando, perché è gratuito, e vi aspetto alla prossima avventura, amici.